Ciao, benvenuto. Allora, oggi siamo in Carnia e la nostra meta sarà il Cimone di Crasulina e forse dopo facciamo un salto fino al Monte Terzo. Quella che vedi dietro di me è la Malga Monte Terzo, Casera Monte Terzo. Viene monticata d'estate, ci sono le mucche e adesso ovviamente è chiusa. Stiamo camminando da una mezz'oretta circa, abbiamo trovato un po' di neve, ce n'è davvero poca. Ci siamo portati dietro addirittura le ciaspole, ma le abbiamo lasciate direttamente in macchina perché proprio non c'è neve. Adesso siamo a sud, cioè non siamo proprio, sì, diciamo siamo verso sud, abbiamo il sole in fronte, però adesso noi stiamo camminando in questa direzione e la nostra meta è lassù, quindi qua dietro di me avremo un tratto verso nord, versante nord. Probabilmente troveremo la neve un po' più compatta, più neve sicuramente un po' più compatta. Abbiamo i ramponi, sicuramente basteranno quelli. La giornata è splendida ma fa caldo. Siamo a fine dicembre e io sono in camicia. Prima avevo il pile ma fa veramente caldissimo. Ci saranno 2 giorni di inversione termica. Abbiamo già fortuna che ci sia il sole giù in pianura. Sono 3 giorni che c'è nebbia, il tempo fa schifo. Qua in realtà ci va bene, almeno per adesso. Quindi adesso ripartiamo e poi ci sentiamo quando arriviamo sul Cimone di Crasulina. A dopo. Allora, siamo arrivati nei pressi della Casera Monte Terzo Alta, che è questa che vedi qui. Questa è aperta, però non ha niente dentro, sono solo 4 muri. Siamo entrati nel vallone, adesso siamo in ombra e fa più freddo, cioè fa freddo, c'è aria fredda che arriva dalla cima, dal passo, e c'è anche più neve, solo che qui ha fatto freddo, quindi è rimasta bella dura, quindi non si sprofonda più di tanto. Gli ultimi metri al sole abbiamo fatto un po' di fatica perché comunque saranno 20-30 cm, un po' si sprofondava. Adesso è molto più dura, c'è già un po' di crosta, probabilmente tra un po' forse serviranno i ramponi. Vediamo un po' come va. Adesso abbiamo ancora un pezzettino, dobbiamo arrivare circa dove si vedono quegli alberi lì, così, e dopo leveremo a sinistra e inizieremo a salire per raggiungere quella cresta che vedi dietro di me. Allora, abbiamo scollinato dalla valle del Monte Terzo, diciamo, siamo passati dall'altra parte. Qui siamo sulla lunga dorsale che c'è il Monte Zufplan, il Cimone di Crasulina e poi il Grostis. Questi qua sotto che non si vedono, sono ghiacciati, ma qua sotto ci sono i laghetti di Zufplan, 2 laghetti glaciali. Adesso camminiamo su una strada praticamente e tra un po' dovremo incrociare il sentiero che ci porterà in cima fino appunto sul Cimone di Crasulina. Laggiù, come puoi vedere, c'è il mare di nubi, come ti dicevo. Giù in pianura c'è nebbia da 3 giorni e qua invece in montagna splende il sole.
Allora, siamo arrivati sulla cima, la cima è questa qua dietro che vedi, c'è la croce, c'è un po' di neve qua su, abbiamo ritrovato la neve anche verso sud, siamo a 2000 metri e ce n'è un po'. Vista spettacolare, 360 gradi, giù verso la pianura c'è il mare di Nubi, fantastico, mentre verso nord è limpidissimo, si vedono le montagne austriache e i 3000 austriaci ghiacciai. C'era un po' di gente su in cima, adesso si è calmato, un po' tutti stanno tornando giù, anche noi torneremo giù, torniamo sotto la selletta e vediamo se fare anche il Monte Terzo oppure no. Allora, laggiù c'è la pianura, Monte Guar, Guarnanchiampon, tutta la catena delle Prealpi, dopo si va laggiù Canin, Jov di Montasio, il Mangart. Poi invece qua abbiamo i monti di Paularo, Monte Paularo, dopo lì c'è la Casera Pramosio, la creta di Timau e qui c'è Palgrande di Sopra, dove ho dormito durante la traversata carnica. Se non hai mai visto i video ti consiglio, magari te li lascio qua sotto. Sono passato da lì, sono salito alla creta di Timau e poi sono sceso a Pramosio. Dopo qua c'è tutto Palgrande, Palpiccolo, il Polnik dietro e il passo di Monte Croce, e poi si va in Austria e Chianevate Koljans e poi dietro, beh, non si vede, si vede dall'altra parte. Allora, alla fine abbiamo cambiato programma, dalla selletta non siamo saliti sul Monte Terzo, ma abbiamo deciso di aggirarlo, quindi siamo scesi per un vallone pieno di neve, siamo andati un po' a naso, poi abbiamo trovato dei paletti, abbiamo ritrovato la traccia e siamo tornati giù. Sì, siamo arrivati in fondo, adesso abbiamo preso questa strada forestale che prima ci porterà a una malga agriturismo. Adesso è chiusa, d'estate è aperta e dopo da lì continueremo su strada e arriveremo dove abbiamo lasciato la macchina. Abbiamo deciso di allungare un po' il giro e, visto che c'era la neve, insomma siamo scesi quasi praticamente dritti per dritti, ci siamo divertiti un po' su neve fresca. Adesso avremo un'oretta credo ancora e poi dopo, sì, adesso è molto bello anche, poi tra un po' entreremo nel bosco, quindi forse un po' meno bello qui. Molto scenografico, abbiamo tutto il vallone del Koljans dietro, poi c'è il passo di Monte Croce, è proprio una bella zona, non l'avevo mai vista da questo versante e devo dire qui il gruppo Koljans Chianevate è davvero imponente, proprio bello. Allora siamo ormai sulla strada, adesso abbiamo raggiunto il bivio dove prima abbiamo preso il sentiero e quindi adesso ancora 20 minuti siamo alla macchina. È stato un bel giro, all'inizio un po' faticoso, no, all'inizio non faticoso, dopo il tratto diciamo centrale, quello sulla neve, lì si sprofondava un po', si faceva un po' di fatica. Bel giro, anche alla fine non siamo saliti sul Monte Terzo, come ti dicevo abbiamo fatto questo anellino, può essere interessante anche d'estate, si sale, si arriva al Cimone o
al Monte Terzo, e poi invece di tornare giù dalla stessa parte si fa questo giro, e se l'agriturismo è aperto ci si può fermare a mangiare. Di sicuro fanno bene da mangiare, frico, polenta, capriolo, di sicuro qualcosa di buono si trova. Prima di salutarti voglio salutare il signor Giorgio, che ci siamo visti su in cima, mi ha riconosciuto, è venuto a salutarmi, quindi grazie e un saluto. Ringrazio i miei compagni d'avventura e noi ci sentiamo nel prossimo video. Ciao, a presto!